Longarone, 16 ottobre 2023. Ieri, in occasione del 60° anniversario della tragedia del Vajont, il Consiglio regionale del Veneto ha tenuto una seduta straordinaria presso il municipio di Longarone, nel comune di Belluno. Inizialmente i consiglieri regionali hanno reso omaggio alle vittime della tragedia visitando il cimitero monumentale delle vittime del Vajont a Fortagna. Qui il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, ha illustrato alcuni dei reperti storici custoditi nel portale d'ingresso, ha mostrato un percorso fotografico relativo alla costruzione del cimitero e alcune opere d'arte ispirate alla tragedia. La visita è stata preceduta da una commovente commemorazione, durante la quale il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha pronunciato un discorso. Successivamente i consiglieri si sono trasferiti al municipio di Longarone, dove il presidente Zaia ha introdotto la risoluzione numero 98, intitolata "Il Consiglio regionale del Veneto ricorda la tragedia del Vajont e promuove la conservazione della memoria collettiva come presidio civico perché non si ripetano mai più simili disastri". La risoluzione è stata votata all'unanimità dai 47 consiglieri presenti. La seduta si è conclusa con la consegna da parte del presidente del Consiglio regionale, Riccardo Ciambretti, di una pergamena al sindaco Padrin in memoria di questa giornata commemorativa. In rappresentanza del comune di Chioggia, il consigliere regionale Marco Dolfin ha partecipato a questo toccante evento. Zaia, attraverso la sua pagina Facebook, ha commentato la giornata, sottolineando l'importanza della conservazione della memoria per evitare futuri disastri causati dall'operato dell'uomo. Un'occasione speciale per ricordare le vittime del Vajont e promuovere la sensibilizzazione su questioni cruciali di sicurezza e conservazione ambientale. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.